Nisse e Don Carlo Misilmeri anticipano al sabato pomeriggio per consentire a Canicattì e Catania di giocare allo stadio Marco Tomaselli l'incontro che potrebbe regalare la Serie C matematica agli Etnei e allora spazio per una partita tra due squadre che sono reduci da una sconfitta. Nell'ultimo rispettivo incontro di campionato si comincia allo stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta con il primo tentativo da parte della Don Carlo Misilmeri direttamente dal rinvio di Marino. La palla arriva a Lucera, sembra in anticipo il portiere della Nissa che però sbaglia l'uscita, c'è il salvataggio sulla linea e dunque subito prima palla gol per la Don Carlo, che in questo caso poi si deve difendere da un'avanzata sulla sinistra. Parte il cross a ricerca di Vignone, anticipato, la palla arriva a Fragapane che calcia raso terra, facile per Simone Marino. Dall'altra parte Don Carlo che attacca ancora con Lucera, ispiratissimo, cercato e trovato da Concialdi, sterzo del primo avversario, salta il secondo avversario, calcia con il destro di potenza, palla sopra, la traversa la disperazione di Raimondo Lucera. Dall'altra parte Concialdi in back cambro che arriva sul fondo, mette al centro, l'uscita sui piedi di Matera che non riesce nel tapin vincente. Poi calcio di punizione per la Don Carlo, minuto 25, il solito piede sinistro di Concialdi a cercare il colpo di testa di Giuliano, palla sulla traversa, opportunità che sfuma per la Don Carlo Misilmeri che poi ci prova con un calcio di punizione. Sulla palla c'è Ambro, ma soprattutto c'è Piero Concialdi che parte col sinistro a cercare il secondo palo, palla che sorvola la traversa, è un assolo della squadra di Aronica che attacca sulla destra con Sino, il quale prova ad accentrarsi, salta il primo avversario, si porta la palla sul sinistro, calcia e trova l'opposizione del portiere, palla in calcio d'angolo. Attenzione però a quest'ultimo tentativo del primo tempo con la Nissa che ci prova, la palla arriva ancora a Fragapane che sorvola la traversa di pochi centimetri. Veniamo al secondo tempo allora, che viene anticipato da questa opportunità per la Don Carlo. La palla arriva sul secondo palo per Mendola, la respinta provvidenziale in calcio d'angolo. Veniamo adesso allora al secondo tempo che parte subito con un'opportunità dopo una decina di secondi per la Nissa che attacca sulla fascia di destra, propone questo cross al centro, c'è la sforbiciata, è fermo Marino, la palla sorvola la traversa. Veniamo allora dall'altra parte con Lucera che salta un avversario, si presenta opportuno con il portiere, apre il piattone e porta in vantaggio la Don Carlo Misilmeri, torna a segnare e vola in doppia cifra Raimondo Lucera, l'uomo in più della Don Carlo Misilmeri in questo finale di stagione, quasi sempre in gol il numero 11. Poi pochi minuti più tardi Sino indirizza per Concialdi che decide di crossare col destro, arriva sul secondo palo Riccardo Pellegrino e subito il raddoppio della Don Carlo. Sono passati appena 4 minuti dall'inizio della ripresa e il terzino sinistro misilmerese torna titolare e torna al gol, ma qui cioccolatino vero e proprio da parte di Piero Concialdi. Non sarà l'ultimo della sua partita, qui contropiede della Don Carlo che gioca sul velluto, proprio la palla per Concialdi che controlla, salta nettamente un avversario, si porta la palla sul sinistro, calcia dal limite, la palla sorvola di poco la traversa. È uno show della squadra di Aronica e qui però deve tornare a difendersi su questo calcio angolo. Il colpo di testa e la parata da parte di Marino che si sdraia sul secondo palo e la mette in calcio d'angolo. Altra palla inattiva interessante per la squadra di Sferrazza che propone questo cross al centro, altro colpo di testa e ancora molto difficile la parata di Simone Marino. Poi veniamo al 20° della ripresa con Manfred che entra e innesca subito Sino, il quale si presenta alla conclusione, palla che sbatte sul palo, occasione per lo 0-3 per la Don Carlo Misilmeri che poi riparte ancora con Manfred, la palla per Concialdi in campo aperto, potrebbe andare a calciare il numero 10, però vede con la coda dell'occhio Raimondo Lucera che deposita nella porta spalancata il gol del 3-0, doppietta personale, ancora una marcatura multipla per l'ex giocatore del Palermo che dunque porta la sua squadra a 3 lunghezze di vantaggio. Nissa praticamente disarmata che ci prova più con la forza della disperazione che con altro. Occasione qui sulla fascia di destra con un'altra palla messa al centro, il colpo di testa e Marino si supera, altra parata straordinaria da parte del portiere della Don Carlo Misilmeri che qui ancora deve difendersi con l'altra palla messa al centro, il tiro al volo di sinistro, palla sopra la traversa. Non molla, almeno prova a non mollare la Nissa, già contestata dal suo pubblico. Dall'altra parte sul velluto la Don Carlo, angolo di Concialdi per Manfred e ci vuole il miracolo per evitare il gol dello 0-4, gol dello 0-4 che però arriva tra poco. Concialdi, grande sterzata sul primo avversario, altro dribbling, palla sempre incollata al sinistro, spiazzato il portiere, 0-4 e come potete sentire sullo sfondo gli applausi del pubblico del Marco Tomaselli, lo sportivo pubblico di fede nissena che non può non ammirare
questa perla da parte del numero 10 che poi all'uscita al campo, come sentite, viene tributato del giusto e meritato applauso da parte del pubblico della Marco Tomaselli. Vogliamo chiudere i nostri ragazzi con queste immagini. Poi il triplice fischio, vince la Don Carlo che torna a sperare la qualificazione ai playoff, si mette male per la Nissa da Sportisili. È tutto, alla prossima.